Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano, siamo tornati su Fly Simulator, ragazzi siamo a Indianapolis e la tappa di oggi Indianapolis, Philadelphia. Vai raga, siamo in rullata verso la pista, cielo veramente perfetto, condizioni ideali per volare, sarà una rotta non particolarmente lunga, però intensa. Sono con il nostro Hugh Health Highways numero N840AV con la bandierina degli Stati Uniti d'America, ragazzi. Fa un caldo da paura, è una roba devastante, sono 102 gradi. Ragazzi, qua abbiamo un bombardiere sulla nostra pista, quindi dobbiamo aspettare questo stronzo e poi possiamo partire noi. Noi siamo qua belli tranquilli. È un bombardiere della Delta. E lui può andare, lui può dominare, ragazzi, può dominare la scena, il porco. Chuck Norris ci saluta, ciao Chuck. Vai bombardiere, parti, io sono qua che ti aspetto, vai porco, vai. Vai bombardiere, porca troia, sto aspettando. Dai stronzo, dai vai. Dai parti, vecchio mio. Eccolo qua. Crazy Bombardier. Eccolo qua. Task and position. Hand hold. Ok, Beppe. Ok. Intanto parte il Bombardier. Bello come il sole di notte. Ciao Bombardier. Sei stato interessante. Un aereo meraviglioso. Mamma mia, quanto sto vaneggiando. Dai però, decolla, porco. Eccolo qua. Ciao ciao. Ragazzi, siamo pronti a partire. Vai con il nostro Airbus. Andiamo a dominare la scena A319. Da Indianapolis, Fioi, patria dell'automobilismo americano. Andiamo a Philadelphia. Yo, vai cazzo. Allora, veramente una giornata meravigliosa per volare. Eccoci qua, e siamo in volo, salutiamo Indianapolis. Ecco qua ragazzi, Indianapolis, ma perché devo avere la rottura di coglioni qua? Ok. Buonissimo. Salutiamo l'aeroporto. E adesso andiamo verso Philadelphia. Siamo in salita per 13.000, veramente giornata stupenda per volare, una roba pazzesca. Una roba stupenda, però qua ho sempre struttura di coglioni di ATC, porca puttana. Ah, Dio mio. Giornata no ideale, di più. Tipica giornata estiva, cumendiana. Siamo in salita per quota di crociera 180. E è previsto in Philadelphia, però cielo coperto, infatti si sta leggermente annuvolando il cielo, perché ricordo che siamo col meteo reale, quindi proprio quello ufficiale by Comenda. E niente, è una tratta di 1 ora e mezza così, chiaramente arrotondata a 2 ore tra, come si dice, decollo, atterraggio, robe così. E niente, sono le 5:30 in questa estate americana. Niente, sta livrea qua non mi esalta particolarmente di questo Airbus, però ho guardato su Flyradar 24 che è un'applicazione Android, o non so, penso sia anche per l'iPhone, fantastica degli aeroplani, e ho visto che c'era questa tratta con questa compagnia aerea, allora ho deciso vai di Who Has Highways e si domina ragazzi, nell'inglese puro comendiano che è sempre uno dei migliori. Completamente diverso da quello di Leeds, proprio veramente gli Stati Uniti ha un tramonto più, come si può dire, un po' più curioso, ecco, mettiamola così. Certo che con le mod, comunque ve lo dico sempre, Fly Simulator senza mod è come una donna che non ama particolarmente certe tipo di cose, certi tipi di preliminari, ecco, cioè non si può, come un cielo senza stelle ragazzi, cioè è come un supercomputer con un ATI, cioè sono quelle robe che non hanno senso, cioè non ci sta.
Non ci sta. Io, come avete capito, sono un po' come si suol dire un fanboy Nvidia. Cioè, per me le ATI non dovrebbero neanche esistere. Vabbè, a parte questo, voglio bene. Chi ama le ATI, comunque, voglio ancora più bene, proprio perché mi dispiace di questa cosa. Ah, il cume è andato. Comunque, ogni volta che cerco di registrare qualcosa, porca puttana, sto stronzo di ATC. Però guardate veramente come cambia a seconda della stagione e del posto il tramonto. Cioè, questo è un tramonto curioso americano, guarda, americano proprio dell'America, del Nord America. Ah, l'aeroplanino, che bello. Buono, buono, buono. Oh, comunque non c'è una nuvola, guardate che bello. Comunque c'è un po' di quasi foschia cumendiana, perché veramente ci sta. Comunque stiamo andando molto bene. Tempo presto sereno, però ancora mi dà il radar che verso Filadelfia c'è una perturbazione. Ecco, possiamo vedere anche nel dettaglio, si sta spostando verso di qua. Purtroppo con l'immagine non posso andare di là, però qua era qua, sta andando verso East, proprio un classico East comendiano. Comunque non dà precipitazioni, non le dà, e niente, fioi, è un caldo infernale qua da me. Qua invece è un po' più freschetto. E niente, fioi, siamo pronti a dominare. Voglio fare un atterraggio. Ecco, ragazzi, le perturbazioni che ho annunciato. Cioè, mancano 300 miglia, una quarantina di minuti. E guardate che roba, qua ci sono nuvoloni, qua c'è proprio un temporalone, secondo me. Eccolo, sì, c'è poco da fare. Speriamo di non beccare brutto tempo a Philadelphia. E siamo proprio sulla perturbazione. Eccola qua soprattutto è molto importante. Guarda il casino che c'è. E niente, però non mi dà pioggia, quindi forse sono solo nuvole, qua forse c'è pioggia. Comunque mancano 120 miglia, siamo vicini. Siamo comunque nei pressi di Cleveland, da quello che mi ha detto il navigatore. L'approccio, praticamente pista 27R. E niente, ci siamo, il tempo è nuvoloso, però non c'è pioggia, quindi è solo coperto, diciamo così. Prevedo un atterraggio abbastanza tranquillo, a mio modesto parere. Chiaramente con sto Airbus, che sono quelli, diciamo, fatti comunque meglio, sono free, però sono fatti meglio di quelli free del cazzo. Però è chiaro che hanno un po' di problemi con gli LS, ogni tanto non mi trovo a sentire di discesa, ste robe qua. Vabbè, ma così rendiamo tutto un po' più entusiasmante, perché anche qua, se non c'è la cazzata comendiana, non è video, c'è poco da fare. Ragazzi, stiamo girando attorno all'aeroporto, manca poco, ormai manca veramente poco, c'è un po' di traffico, meteo nuvoloso, ma tutto regolare. Ragazzi, ormai ci siamo, mancano 14 miglia, ormai siamo in fase di atterraggio. Dai, che stiamo arrivando, dai che mi sto gasando a bestia, che facciamo l'atterraggio devastante. Ok, siamo anche in sentiero di discesa, tutto rego. Dai ragazzi, Philadelphia Center, andiamo da Rocky Balboa. Ok, autorizzazione all'atterraggio. C'è giornata un po' coperta di Filadelfia, non piove, ma il tempo sicuramente non è il top. Dai che ci siamo. Vediamo un attimo. Eccoci qua, la splendida Philadelphia, che in realtà non è proprio così splendida, nel senso ci sono città molto più belle negli United States of America, però, ecco, sicuramente è meglio di una città come Cleveland. Ecco, Cleveland sicuramente è la peggiore, ecco, una delle più brutte. Però c'è King James, quindi rispetto per King James. Vai di screenshot. Bisogna fare sempre gli screenshot nei posti che andiamo, guarda quante foto che ho. E raga ci siamo. Ecco Philadelphia qua. Ecco Philadelphia. E siamo nella città di Rocky. Siamo nella città di Rocky Balboa, che è un mio idolo, è una delle mie saghe preferite. Andiamo da Rocky. Scusate ragazzi, ho avuto un po' di panico. Tipico panico comendiano. Siamo leggermente storti, ma va bene. Vai. Ciao.
Perfetto. E freniamo. Vai, 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 vai. Fantastic. Good job, blow job. Hashtag Kume e il Kumendace. Ragazzi. Fantastic. Siamo arrivati, siamo al gate o gate, come dir si voglia. Chiudiamo tutto. E signori, anche questa tappona è andata. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Il prossimo viaggio, aspetto commenti da voi. Quello che volete, io faccio. La tappa più affascinante, io... insomma, vediamo dai commenti. Chiaramente, ecco, Fio è l'unica cosa non troppo lunga. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao, aspetto i commenti. Hashtag e il cume c'è. Oh yeah.